Alberto Trentini è libero, è la notizia che è arrivata questa notte, grande festa al Lido ma soddisfazione in tutto il paese per la fine di un incubo che è durato 423 giorni. Il cooperante veneziano è stato in carcere a Caracas per oltre un anno, si disperava di poterlo rivedere presto, ma poi la svolta impressa dagli Stati Uniti con il sequestro del presidente Maduro e della moglie ha praticamente permesso la liberazione di Trentini e di molti altri prigionieri politici. Stamattina alle 7 le campane a festa proprio dietro a casa Trentini nella sua parrocchia. Grande soddisfazione anche nel governo, ha espresso gioia ed entusiasmo Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, e anche ovviamente il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati perché Alberto Trentini tornasse libero al più presto dopo questa lunga prigionia. Ovviamente reazioni anche in Consiglio regionale in Veneto. Andiamo in diretta da Filippo Fois. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. C'è molta soddisfazione anche in Consiglio regionale, dove la notizia è rimbalzata dalle prime ore di questa mattina. Noi tra poco vi faremo sentire alcune delle primissime reazioni che abbiamo raccolto al microfono non appena si sono aperte le porte del Consiglio regionale. Oggi è una giornata speciale per la regione perché c'è un autentico tour de force che vede riunite quasi in contemporanea tutte e 6 le commissioni consiliari che compongono la regione per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti. È un'elezione importante, spiegheremo poi perché, ma rimaniamo a parlare di Alberto Trentini e ascoltiamo subito quello che ci ha detto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e alcuni consiglieri regionali che sono di Venezia o della provincia di Venezia. Abbiamo iniziato bene non solo la giornata ma l'intero anno, visto considerato che Alberto Trentini viene liberato da un'ingiusta carcerazione, e le dirò anche immotivata, perché a tutt'oggi non si sa neanche quali fossero i motivi per tenere un cittadino italiano nelle carceri venezuelane per 423 giorni. È che la prova provata è che in Venezuela non c'è democrazia, a me sembra evidente, no? Poi uno può essere d'accordo con Trump o contro Trump, ma il dato di fatto è che non esiste la democrazia. Un paese civile e democratico rispetta i diritti umani e non va a incarcerare un cooperante per 423 giorni senza produrre nessuna giustificazione o motivazione. Questo penso che siamo tutti d'accordo, non serve essere di destra o di sinistra per dire che queste robe non sono tipiche di un paese democratico. Adesso con la Presidente Rodriguez, che resta comunque della squadra di Maduro, comunque qualcosa si è mosso. Io spero che il popolo venezuelano possa risolvere i propri problemi. Un messaggio di vicinanza, un abbraccio sicuramente alla famiglia che in questi mesi ha tenuto alta l'attenzione, ma soprattutto anche sofferto, perché figlio distante da casa in un carcere come quello del Venezuela sicuramente non era una bella situazione. Per noi veneziani è una gioia immensa, ma non solo per Venezia, per tutto il Veneto e per tutta l'Italia. Credo sia doveroso un ringraziamento per come si sono sviluppate tutte le interlocuzioni, senza proclami, lontani dai riflettori, con competenza, preparazione. Quindi un ringraziamento al Ministro degli Esteri Tajani, con il quale il Comune di Venezia da subito ha condiviso la notizia e l'apprensione, chiaramente grazie alla Premier Giorgia Meloni. Non è il primo caso che non si capisce quello che avviene dall'altra parte del mondo. Abbiamo visto da così a peggio, come il caso Regeni ad esempio. Quindi credo che dovremmo porci una grande riflessione su quanto garantiti siamo nel diritto internazionale quando andiamo come italiani in giro per il mondo, perché molto spesso ci sono delle realtà apparentemente democratiche, ma la verità è che ti buttano in galera e non lo sai neanche tu perché.
Io ripartirei proprio da queste dichiarazioni del consigliere Dem Jonathan Montanariello, vale a dire adesso, una volta che sarà terminata la festa, si aprirà anche una riflessione su quello che può accadere agli italiani nel mondo. Ne parlava anche il presidente Zaia, che ha ricordato come Alberto Trentini sia stato trattenuto in un carcere di Caracas per più di 400 giorni senza che mai sia stato formalizzato un capo d'accusa, e come nonostante tutti gli sforzi della nostra diplomazia, che è sempre stata a lavoro per cercare una liberazione dei detenuti italiani a Caracas, la situazione si sia sostanzialmente sbloccata nel momento in cui Maduro e la moglie sono stati portati negli Stati Uniti. Il nostro stesso ambasciatore a Caracas ha detto che non aveva mai visto una collaborazione tale da parte delle istituzioni venezuelane. Chiudo con un brevissimo flash. Oggi, ho detto, è una giornata molto importante in Consiglio regionale. Si stanno eleggendo i presidenti di commissione, ne sono stati già eletti 3 dei 6 che dovranno essere, vi dico proprio rapidamente, in prima commissione che si occupa di politiche di bilancio, il presidente Andrea Tomello, il vice sindaco di Venezia che avete visto intervistato poco fa, in seconda commissione che si occupa di infrastrutture, trasporti e lavoro pubblico c'è Elisa De Berti, quindi la ex assessore ed ex vicepresidente che proprio di quello si occupava, così come in terza commissione, dove si parla di politiche economiche, è stato eletto Roberto Marcato, per cui per certi versi si tratta di una prosecuzione di quelli che erano stati i loro mandati da assessore. Concludo che dicendo che delle 6 commissioni una sarà data alle opposizioni e 5 vicepresidenti saranno sempre delle opposizioni. Per ora da Venezia è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie Filippo. Poi se ripercorriamo le tappe di questa lunga storia, di quello che è stato un incubo, soprattutto per la famiglia, per i genitori Armanda ed Ezio, che abbiamo sentito molto spesso, con Lorenzo Maier, con cui poi ci collegheremo in diretta dalla Lido. Vediamo cosa è successo fin dall'inizio della cattura di Trentini in Venezuela. Detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo, vicino alla capitale del Venezuela, Caracas, i motivi dell'arresto di Alberto Trentini non sono mai stati realmente chiariti. Il cooperante umanitario 46enne del Lido di Venezia era arrivato a ottobre 2024 nel paese sudamericano per portare aiuto alla popolazione. Il 15 novembre, mentre da Caracas si spostava nel sud-ovest del Venezuela, viene fermato a un posto di blocco insieme all'autista che lo stava accompagnando. I funzionari del servizio amministrativo per l'identificazione, la migrazione e gli stranieri non spiegano le ragioni del gesto, lo prelevano e da allora è detenuto nel penitenziario nello stato di Miranda, a circa 30 km dalla capitale, imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Il caso scoppia a gennaio 2025, la famiglia e la politica chiedono un'interrogazione parlamentare al governo per chiarire la situazione. Nel frattempo del cooperante si perdono le tracce, i contatti sono difficili, la madre Armanda Colusso chiede alla stampa di non smettere di parlare di suo figlio, fare pressione mediatica affinché venga liberato. Iniziano i presidi, a metà gennaio la prima fiaccolata, poi il digiuno a staffetta. Dopo mesi di silenzio, Trentini ha potuto telefonare alla famiglia per la prima volta dopo più di 100 giorni di detenzione. 3 in tutto i contatti che il 46enne ha avuto con la famiglia, contatti avvenuti solo dopo pressioni diplomatiche e le visite da parte dell'ambasciatore italiano in carcere. Alberto Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre per riportarlo a casa. Ricordiamoci che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Critica alla famiglia e le associazioni che in questo tempo hanno denunciato la lentezza e la mancanza di trasparenza nella gestione del caso. Dal governo al ministro degli esteri Antonio Tajani, così come la premier Meloni, hanno riferito di essere sempre in contatto con le autorità competenti. A Venezia, città natale del cooperante, il patriarca si è espresso in 2 occasioni chiedendo la sua liberazione, la messa della salute e quella del Redentore. Voglio ricordare una persona che è privata della libertà da più di un anno, Alberto Trentini.
Unanime la vicinanza del mondo politico e culturale del paese alla famiglia Trentini. Le manifestazioni per chiedere la sua liberazione sono state svolte in tutta Italia. Poco prima di Natale il presidente Mattarella ha telefonato personalmente alla madre per esprimere solidarietà e vicinanza, evidenziando la preoccupazione dello Stato italiano. Il servizio di Edi Kaliman, ovviamente realizzato un giorno prima della liberazione del cooperante veneziano, ancora tante reazioni e domani dovrebbe arrivare a Roma, potrebbe arrivare anche oggi, ma sarà difficile, probabilmente arriverà domani nella capitale e poi dopodomani dovrebbe tornare nella sua abitazione del Lido di Venezia. Adesso sentiamo altre reazioni e poi ci collegheremo con Lorenzo Maier, proprio che è sotto l'abitazione di Trentini in questo momento. Allora andiamo subito da lui. A te Lorenzo. Però non sento. Buongiorno a tutti, grazie per la linea. Dunque una giornata di festa, di gioia qui a Venezia e al Lido per la liberazione di Alberto Trentini. Una notizia che è arrivata nella notte con un post su X del ministro agli esteri Antonio Tajani, vice premier, e che è rimbalzato subito qui al Lido, perché alle 7:05, come promesso, hanno iniziato a suonare a festa le campane della parrocchia di Sant'Antonio al Lido di Venezia, che nelle ultime ore era stata riunita in preghiera, la messa di sabato, poi di domenica. L'avvocata Alessandra Ballerini, che si è da subito occupata del caso, ha mandato un comunicato congiunto molto sintetico in cui ha ringraziato tutti per la vicinanza e la partecipazione, ma ha chiesto grande rispetto, riservatezza, silenzio, e infatti i genitori Armanda Corusso e Ezio Trentini, i genitori di Alberto, non sono scesi, non vogliono parlare, è ancora fortissima l'emozione e quindi hanno chiesto silenzio e rispetto per una vicenda che comunque ha lasciato e lascia, nonostante questo lieto finale di gioia, tantissime ferite per quello che è stato l'ultimo anno, un anno rubato, come è stato detto da più parti. Ma abbiamo qui con noi, e lo ringraziamo, il presidente della municipalità del Lido Prenestina, Emilio Guberti. È stato sempre presente con noi anche pochi giorni fa, quando hanno cominciato ad intensificarsi le voci su una possibile svolta imminente positiva per Alberto. Le chiedo come ha vissuto questa mattinata. Ma intanto buongiorno a tutti, vissuta con enorme gioia, come credo l'abbia vissuta tutta la comunità lidense di Pellestrina e non solo. Gioia perché si pone fine a una situazione assurda iniziata più di 400 giorni fa. Ecco, scusate, dalle immagini di Sandro Ponchio vi facciamo vedere la mamma di Alberto su una macchina di un amico, quindi che sta uscendo probabilmente in partenza appunto verso Roma. Grazie a Sandro Ponchio per queste immagini che sono storiche e memorabili, come ha ricordato con le sue parole anche il patriarca, definendo questa giornata memorabile. Vedete l'auto bianca in via Paruccio Annaferto, Armanda che è seduta dietro e che sta uscendo e viene così inseguita, tra virgolette, dagli operatori che cercano di avere un commento, ma come vi abbiamo detto, probabilmente ci sarà solo il silenzio. Davanti all'abitazione poi pochi minuti fa hanno portato anche un ciclamino, dei fiori per la mamma, per un gesto di vicinanza e di festa per questa giornata. Vediamo come andrà la manovra, ma
molto probabilmente, anzi certamente non scenderà. Ecco, vedete l'auto bianca dell'immagine di Sandro Ponchio che ha preso la via del Lungo Laguna per raggiungere probabilmente il centro, imbarcarsi e partire verso Roma. Immagini storiche. Scusi Guberti, ce l'abbiamo interrotto. Niente, assolutamente, la notizia meritava di essere ripresa. Niente, ripeto, è stata una gioia per tutti, per tutta la comunità lidense di Pellestrina, ma non solo, per quella di Venezia, che pone fine a un'angoscia di oltre 400 giorni, assurda perché ancora oggi non se ne conoscono i motivi e che per fortuna, diciamo, è finita soprattutto per i genitori, che immagino abbiano vissuto, da genitore lo dico, un'angoscia tremenda. Quindi è stata veramente una notizia che abbiamo accolto con piacere. Ecco, e adesso ci prepariamo all'accoglienza. Sicuramente adesso sarà un'accoglienza, penso verrà coordinata dal Comune, ma non solo, proprio per accogliere questo nostro concittadino che si è tanto speso per gli altri e che ha pagato a caro prezzo questo suo altruismo. Nella messa di ringraziamento poi oggi Don Renato Mazzulli ha detto: sono convinto che Alberto tornerà poi presto a fare il suo lavoro di servizio agli altri. Ha detto queste le sue parole nella messa: è bello oggi ritrovarsi qui e fare Eucaristia. Proprio oggi, in cui la liturgia rientra nel tempo ordinario, ci viene detto che queste le parole del parroco: il Signore non abbandona. E il patriarca di Venezia si è messo in contatto questa mattina con la mamma e con il parroco. Anche lui ha detto che non appena sarà possibile vorrà incontrare Alberto e la sua famiglia per poterli abbracciare e diciamo che dopo 423 giorni queste campane hanno segnato la fine di un incubo e l'inizio di una nuova alba, possiamo dire così, nella continuità, perché Alberto è un cooperante che da decenni era impegnato all'estero, e il merito, la partecipazione, insomma, oltre ovviamente alle fonti istituzionali, gli amiche e amici di Alberto, il comitato ha fatto moltissimo, così come Articolo 21, Ottavia Piccolo, tra gli altri, ha dedicato ad Alberto proprio in queste ore l'inizio della sua tournée, il suo spettacolo. Quindi vi stiamo raccontando qui da Venezia una giornata di grande gioia. Se non avete domande dallo studio, vi restituiamo la linea e ci ricollegheremo più tardi. Grazie molte a Lorenzo Maier, che ha seguito fin dall'inizio questa vicenda, grazie a Sandro Ponchio e anche a Simone Merlo, il nostro operatore dal Consiglio regionale. Il parroco Don Renato Mazzuglia, il parroco del Lido, è stato a lungo al telefono con Monsignor Moraglia, il patriarca di Venezia. Le sue parole di gioia e quelle di alcuni fedeli alla messa di ringraziamento. Abbiamo aspettato per un anno di suonarle e stamattina finalmente l'abbiamo fatto, e con gioia ci siamo svegliati sapendo di questa bellissima notizia ricevuta dalle news dell'ANSA, attraverso le chat, internet, eccetera. Per noi qui della comunità di Sant'Antonio è veramente la notizia più bella. Dopo un anno di intensa preghiera, veramente intensa preghiera, a cui abbiamo creduto fermamente, nella speranza, nella fede, e finalmente questa bella notizia, la gioia soprattutto per Armanda ed Ezio, i genitori, e per tutta la comunità, tutti gli amici e penso tutta Italia. Grazie. Vogliamo veramente fare festa oggi, tutto il giorno, per Alberto e per il suo ritorno, e speriamo di riabbracciarlo con forza fra qualche ora. E adesso provo a capire, perché c'è un piccolo problema tecnico, nel senso che devo capire se riesco ad andare su, però adesso io provo a sentire la mamma adesso fra 10 minuti, un quarto d'ora. La messa è sempre a lunedì, però oggi proprio facciamo una messa di ringraziamento per la liberazione di Alberto. Scusatemi. L'ha visto nascere, ha detto, insomma. L'ho visto, praticamente l'ho avuto da 7 anni a catechismo, campi estivi, patronato, cioè è cresciuto con noi qua della comunità. Ho visto sul telefonino che c'era sta notizia, mi sono rallegrato, poi ho avuto l'avviso da Don Renato che sarebbe stata una messa di ringraziamento, eccomi qua. È oggi che facciamo Eucaristia, cioè rendimento di grazie.
Questo grazie lo abbiamo atteso per più di un anno e con grande gioia, uniti ad Armanda ed Ezio, diciamo grazie perché finalmente Alberto è libero. È misterioso il disegno di Dio nelle nostre vite e nella vita degli uomini. Oggi la liturgia ricomincia il tempo ordinario. Ricomincia cioè quella quotidianità che però è piena di conferme nella fede. Sto andando a messa per ringraziamento. Ero un amico di mio figlio, nati nello stesso anno, per cui è una gioia immensa. Penso che anche il governo possa avere i suoi meriti perché nella discrezione si è mosso. E Tajani questa mattina ha detto delle cose molto belle. E siamo tanto emozionati, è proprio una grande emozione, veramente difficile da gioia. Oggi è il giorno della gioia, veramente. Tutta la comunità siamo stati proprio tanto coinvolti e ricordo proprio il giovedì santo che abbiamo dedicato alla passione del Signore con un episodio mio personale e la mamma e gli amici di Alberto hanno portato proprio questa passione di Alberto e oggi è proprio un giorno di gratitudine per tutto e di tanta gioia. Tanta gioia anche da parte del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che è intervenuto spessissimo con appelli per la liberazione di Alberto Trentini. Sentiamo le sue parole. La notizia che attendavamo è giunta nelle prime ore di questa giornata memorabile. Dopo 423 giorni Alberto torna a essere non solo uno di noi, ma con noi e soprattutto un uomo libero. Ho avuto la gioia di poter sentire nelle prime ore della mattinata la mamma Armando. Ho sentito una donna felice, una mamma felice, una mamma commossa, una mamma grata, una mamma che ringraziava e una mamma che sta per incontrare suo figlio. Ci siamo dati l'appuntamento appena sarà possibile per poterci abbracciare e poter dire che Alberto ci ha insegnato qualcosa. Ecco, ci ha insegnato come è bello vivere gli affetti umani ed è anche bello fare una comunione che vada al di là di una famiglia. Una città si è mossa, una comunità, una chiesa, una parrocchia. Ci sono stati momenti diversi in cui ognuno di noi ha fatto il possibile, anche chi ha lavorato silenziosamente. Io qui desidero ringraziare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, desidero ringraziare il governo per quello che ha fatto e tutti i giornalisti, l'opinione pubblica, il volontariato che hanno fatto sentire la loro voce soprattutto nei momenti più difficili. Io ringrazio tutti quelli che si sono spesi e do l'appuntamento ad Alberto per un momento in cui possiamo essere felici insieme, abbracciarci e insieme poter capire quanto è importante la libertà, quanto è importante uno Stato di diritto, quanto è importante che le persone siano riconosciute nella loro dignità, soprattutto quando fanno il bene gratuitamente. Alberto, grazie, ti aspettiamo, ti abbracciamo e siamo contenti che non sei più solo uno di noi, ma sei con noi una persona libera. E noi ringraziamo Monsignor Francesco Moraglia per la sua costante disponibilità. Adesso sentiamo le parole del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Oggi è una bellissima giornata. Alberto Trentini è finalmente libero. Un ringraziamento al governo e un abbraccio ai familiari. Finalmente Alberto potrà tornare nella sua città, nella sua regione e noi lo aspettiamo. Grande soddisfazione anche nell'amministrazione comunale di Venezia. Sentiamo il vice sindaco Simone Venturini. Ti aspettiamo Alberto, è davvero una grande notizia quella della sua liberazione, lo vogliamo abbracciare qui a Venezia molto presto con la sua famiglia, con la sua comunità. Per troppo tempo Alberto è stato in prigionia in Venezuela e non vediamo l'ora di abbracciarlo qui a Venezia. E la voce dei giornalisti attraverso
le dichiarazioni di Beppe Giulietti. Alberto Trentini finalmente è libero e questa è una giornata di gioia e di speranza. E dopo mesi e mesi alla fine il governo italiano ha dovuto scrivere al governo venezuelano, che è lo stesso sostanzialmente che c'era ai tempi di Maduro, ma è stata la mossa decisiva. Allora vogliamo dire grazie ai genitori Armanda e Ezio che hanno superato una prova orribile. Vogliamo dire grazie all'avvocata Ballerini che si è battuta oltre ogni sapienza professionale per ottenere questo risultato. Vogliamo ringraziare le zie, gli amici che non hanno mai smesso di lottare e non solo di sperare ogni giorno. E vogliamo ringraziare quanti hanno chiesto sin dal primo momento, senza aspettare l'invasione illegale di Trump, la liberazione di Alberto Trentini. Per il resto stendiamo un pietoso velo. Vi aggiorneremo sulla liberazione di Alberto Trentini e sul suo ritorno a casa. Dovrebbe arrivare domani a Roma e poi subito dopo a Venezia, quindi noi lo seguiremo con i nostri inviati, i nostri giornalisti, i nostri tecnici. Adesso passiamo ad un vero e proprio giallo, la scomparsa di una studentessa di Padova, 22enne, Annabella, studentessa di giurisprudenza, la cui bicicletta è stata ritrovata attaccata con un lucchetto. Di lei non ci sono tracce da 6 giorni. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo a Teolo, proprio dove è stato allestito il punto di partenza delle ricerche di Annabella Martinelli. Si sono concentrate qui a Teolo sui Colli Euganei perché sabato pomeriggio nella frazione di Villa di Teolo è stata ritrovata la sua bicicletta agganciata, chiusa con un lucchetto, ed è proprio a Teolo che il suo cellulare ha agganciato per l'ultima volta le celle e da qui appunto è partito il piano di ricerca messo in campo dalla prefettura con il piano di ricerca persone scomparse. Sono impegnati i vigili del fuoco, li vedete alle nostre spalle, ma anche la protezione civile, i volontari del soccorso alpino, perché si stanno concentrando nelle zone boschive attorno a Monte della Madonna, Passo delle Fiorine e Monte Altore. La ragazza è uscita di casa intorno alle 20 del 6 di gennaio in bicicletta, nonostante le temperature bassissime. È arrivata qui a Teolo, sono insomma circa quindicina di chilometri da Padova. Si sarebbe fermata perché le telecamere di videosorveglianza dei vari comuni attraversati l'hanno ripresa mentre entrava in una pizzeria di Selvazzano, ha acquistato 2 pizze, poi in un bar di Teolo dove ha comprato da bere. Sono le ultime immagini che ritraggono Annabella Martinelli, 22enne studentessa di giurisprudenza a Bologna, che abita a Padova con i genitori che hanno appunto fatto la denuncia ai carabinieri. Qui con me c'è Valentino Turetta, sindaco di Teolo, il comune appunto dove si stanno concentrando le ricerche. Non ci sono tante novità, se non che le ricerche sono riprese questa mattina. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Sì, ha già detto tutto lei, confermo ciò che ha detto, si continuano con le ricerche, purtroppo non ci sono cose nuove da aggiungere se non tutto quello che è già stato detto, insomma il ritrovamento della bici sabato pomeriggio, il passaggio della ragazza che ha visto dalle videocamere di videosorveglianza del nostro municipio giù a Tre Ponti dove c'è la sede municipale, e poi basta. C'è il discorso della cella telefonica, ma questo stiamo parlando ancora di martedì o mercoledì, tenendo presente che il segnale telefonico appunto che emette il traliccio qua di Teolo ha un raggio d'azione di 20 km, quindi sono diciamo delle situazioni che possono sì aiutare, però non è che diano molte certezze, insomma, ecco, tutto qui. Oggi in questo momento dove si stanno concentrando le ricerche? In che zona? Sempre nella zona del Monte della Madonna, del Monte Grande, la zona che parte appunto da dove è stata trovata la bici e che sale verso Teolo. Insomma, questi sono i sentieri che sono stati battuti anche ieri dai cani dei cinofili dei carabinieri e delle varie associazioni della protezione civile che in questi giorni sono venute qui a Teolo per aiutare per le ricerche, e che ringrazio perché veramente ci sono state molte persone che si sono adoperate, ma anche la comunità stessa di Teolo si è adoperata con segnalazioni, cercando aiuto, insomma, dando aiuto alle forze dell'ordine che stanno gestendo le operazioni di ricerca, insomma, ecco.
Ringraziamo il sindaco di Teolo Valentino Turetta. I carabinieri al momento propendono per l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma tutte le piste sono aperte, partendo appunto proprio dal mistero della bicicletta chiusa con il lucchetto. Io vi lascio con il servizio di cronaca che ricostruisce la vicenda e poi la linea può tornare allo studio. La bicicletta chiusa con il lucchetto trovata nella frazione di Villa di Teolo è il particolare che infittisce il mistero della scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana di cui non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio, quando è uscita di casa verso le 20 in sella alla sua bici. L'ultima cella agganciata dal suo cellulare è proprio quella della zona di Teolo. Il suo telefono però non è più raggiungibile dal 7 gennaio scorso. La prefettura di Padova ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. I vigili del fuoco sorvolano la zona con l'elicottero e insieme a carabinieri, soccorso alpino e protezione civile stanno perlustrando l'area dei colli. Sono stati proprio i vigili del fuoco a trovare la bici vicino al centro abitato di Villa di Teolo, regolarmente chiusa con il lucchetto, un particolare che farebbe così allontanare l'ipotesi del suicidio. Gli amici della ragazza hanno divulgato le foto sui social. Annabella, capelli biondi con le punte rosa, studia giurisprudenza a Bologna, forse potrebbe aver raggiunto la città emiliana. La ragazza vive con la famiglia nel quartiere di Brusegana a Padova. Secondo i familiari però non era esperta della zona dei colli e quindi il principale interrogativo che si fanno gli inquirenti è come mai si sia diretta in bicicletta a chilometri di distanza da Padova in una zona sconosciuta. Forse doveva incontrare qualcuno? Grazie a Valentina Visentin e al nostro operatore Cristian Roque Allende. Oggi in regia qui a Focus TG Francesca Pezzo e Andrea Basso. E adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa perché sarebbero stati ripresi dalle telecamere 3 individui che hanno divelto le croci nel Viale dei Martiri della Libertà. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo in Viale dei Martiri proprio qui a Bassano e potrebbero avere le ore contate gli autori del gesto tremendo che ha riguardato proprio 3 lecci lungo il viale dove sono state sradicate, strappate le croci che riportano i nomi di altrettanti giovani che furono impiccati quel tremendo 26 settembre. È stata una terribile vicenda che ha sconvolto l'intera opinione pubblica. Adesso dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale sarebbero state notate 3 persone, sarebbe stata notata un'automobile. Di queste 3 persone, una nello specifico pare sia più facilmente riconoscibile e individuabile. Di conseguenza adesso le forze dell'ordine stanno lavorando per riuscire a dare un nome a questi 3 individui. Con me Gilda Nicolini, che è la presidente dell'associazione 26 settembre. Insomma, il fatto che si possa finalmente dare un nome agli autori di questo gesto tremendo lungo il Viale dei Martiri dà buone speranze. Sì, è sicuramente una buona notizia. Noi confidiamo che da questo momento in avanti le forze dell'ordine riescano a completare le indagini e arrivare alla piena identificazione dei responsabili di questo atto oltraggioso, che comunque, come posso dire, è un'occasione per tornare ad affermare l'importanza dei simboli, l'importanza della memoria e la responsabilità di ciascuno e di ciascuna di noi per preservare questa memoria che è la radice della nostra convivenza civile. Il Comune potrebbe costituirsi parte civile per questa vicenda che ha turbato l'intera opinione pubblica. Credo che se questo accade sia una scelta giusta, che dimostra di cogliere che la città nel suo complesso aveva sentito questo atto come un oltraggio alla propria coscienza civica e che quindi rappresenti comunque un atto di coesione
che va coltivata, perché solo la coesione sui valori fondanti del nostro vivere insieme che noi possiamo sconfiggere azioni di questo tipo. In ogni caso tutte le ipotesi sul perché sia stato compiuto questo atto sono aperte. Resta aperta la questione politica, come resta aperta anche la questione che si tratti di un atto vandalico, di un vandalismo fine a se stesso. Ovviamente rispetto a questo dobbiamo aspettare l'esito delle indagini, non possiamo certo anticipare nulla. Si trattasse di un atto vandalico pure semplice, comunque ci interpella ad un'azione di coeducazione, perché è un'educazione che non c'è qualcuno che può trasmettere lasciando tutti gli altri passivi, insomma, una coeducazione che coinvolge tutti. Dovesse invece rivelarsi la matrice politica, sarebbe un segnale particolarmente pericoloso di una cultura fascista che tende a ritornare, e quindi in entrambi i casi il nostro impegno come associazione è quello per un lavoro continuo di diffusione della conoscenza, di salvaguardia della memoria e di dialogo tra cittadini e cittadine. Le croci adesso sono in fase di restauro per poi tornare ai loro posti. Sì, non vediamo l'ora che questo accada, perché di nuovo potrà essere un momento in cui la città si riconosce come appartenente ad una comunità che appunto ha anche in quei simboli il legame, il vincolo, il senso di un'appartenenza a valori condivisi. Insomma, direttore, tra poco le croci torneranno al loro posto, e intanto speriamo che davvero nel più breve tempo possibile gli inquirenti riescano a dare un nome e un cognome, dopo appunto visionando maggiormente con tutte le tecnologie che ci sono, di cui hanno appunto a disposizione, riuscire a dare un nome e un cognome alle persone che hanno vandalizzato il Viale dei Martiri. Da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato e Federico Cibotto per la parte tecnica. Riprenderemo tra poco con altra cronaca nera, ma apriamo una finestra di nuovo sulla liberazione di Alberto Trentini e torniamo in diretta al Lido di Venezia da Lorenzo Maier. A te Lorenzo. Grazie direttore, siamo qui e lo ringraziamo con Don Renato Mazzuia, parroco di Sant'Antonio, un po' per condividere la gioia della comunità a questa notizia. Sì, grande festa questa mattina, ci siamo svegliati con questa notizia splendida della liberazione di Alberto. Subito alle 7 abbiamo suonato le campane a festa e alle 9 la celebrazione della messa è stata dedicata proprio per il ringraziamento insieme alla comunità. Abbiamo così fatto una piccola diffusione via social in comunità e tutti hanno raccolto questo grande desiderio di dire grazie per la liberazione di Alberto. Ecco, aveva promesso campane a festa appunto, e campane a festa hanno suonato. Certo, e suoneranno ancora quando sarà fisicamente qui in mezzo a noi. E ha sentito il patriarca che si è subito messo in contatto, che ha parlato anche con la mamma, quindi grande vicinanza anche da parte del patriarca Francesco. Sì, il patriarca mi ha chiamato subito questa mattina per sapere, appunto, avere notizie fresche. Io appunto ho dato la comunicazione, poi ha manifestato il desiderio appunto di salutare, di farsi vicino alla mamma, e ho visto che ha pubblicato un video e anche un comunicato stampa. Lei ha sentito la mamma in questi momenti? Io ho mandato un piccolo messaggio, anche perché i genitori giustamente chiedono anche molto riservo in questo momento così delicato e gioioso per loro. La mamma e il papà che poi sono sempre stati molto presenti, al di là di questa giornata, sempre molto fedeli anche alla preghiera, alla vita della comunità. Sì, una presenza fedelissima e molto discreta, anche quella di Armanda e di Ezio. Noi come comunità cristiana siamo stati molto vicini a loro, con molta discrezione e cercando sempre di far sentire il calore della comunità. Ultimissima cosa le chiedo, poi le lasciamo andare, anche perché è reclamato anche da altri, giustamente da altri colleghi. Nella messa di oggi ha ricordato un po' l'impegno anche umano di Alberto come cooperatore, e si è detto anche convinto che certamente continuerà a fare il suo lavoro al meglio. Sì, sono sicuro. Io Alberto non lo conosco personalmente, ma tutto quello che è emerso in questi 400 giorni
oltre al grande dolore dell'arresto è stata però anche la sua figura umana, e credo che certamente lui continuerà a essere quello che è sempre stato. Grazie mille a Don Renato per essere stato con noi, e grazie al direttore e ai nostri telespettatori. Se avremo novità vi chiederemo la linea. Grazie. A te Lorenzo Maier con Sandro Ponchio, grazie molte. Torniamo alla cronaca. Due gravissimi fatti accaduti nella perla delle Dolomiti a Cortina d'Ampezzo, dove ci si sta preparando ai giochi invernali del 2026, le Olimpiadi, dove è morto un vigilante in un cantiere adiacente al Palazzo del Ghiaccio, e poi un uomo ha accoltellato l'ex moglie. Sentiamo gli sviluppi di questi fatti da Tiziana Bolognani. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Nel tardo pomeriggio certamente la Procura di Belluno metterà alcuni punti fermi rispetto alla duplice indagine, la duplice inchiesta che riguarda altrettanti fatti di cronaca accaduti a Cortina, tutti e due l'8 gennaio, giovedì scorso. 8 gennaio, una notte terribile, tremenda, è la notte della morte del vigilante Pietro Zantonini, 55 anni, di Brindisi. L'uomo, come hanno riferito i colleghi, si è sentito male, ha chiesto aiuto mentre era in servizio, era montato in servizio la sera precedente alle 19 e avrebbe dovuto terminare il proprio servizio di sorveglianza nell'area dello stadio olimpico del Ghiaccio di Cortina, dove, lo ricordiamo, si sono conclusi i lavori e diciamo che l'opera è passata sotto la competenza della Fondazione Milano Cortina, che ha fatto l'appalto con questa società di vigilanza. Per l'uomo 55enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. I colleghi che lavoravano in gabbiotti vicino a lui lo hanno soccorso, e sono stati loro, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza dal Putti, per 12 minuti a eseguire i primi tentativi di rianimazione, purtroppo vani e inutili, e infatti all'arrivo dell'ambulanza ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo, decesso sul quale la moglie esige venga fatta chiarezza, e per questo ha già dato incarico ad un legale, e la procura ha disposto l'autopsia che deve essere eseguita entro questa giornata. Da questo episodio al tentato femminicidio è attesa per oggi l'udienza di convalida delle misure chieste dal pubblico ministero Claudio Fabris al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, e cioè intanto la conferma del reato, cioè tentato femminicidio, e poi la misura cautelare di restrizione in carcere per Andrea Curtolo, il 52enne, che giovedì mattina, durante una lite con la sua ex moglie, ha afferrato un coltello e l'ha ferita al collo e al dorso, e la donna è tuttora ricoverata in chirurgia, nel reparto di chirurgia dell'ospedale San Martino di Belluno. Oggi l'udienza di convalida, e quindi si dovrà capire e sapere se Andrea Curtolo resterà in carcere e se per lui sarà confermata l'accusa di tentato femminicidio. La procura, che ha delegato le indagini ai carabinieri di Cortina e ai carabinieri del reparto operativo, ha disposto ulteriori accertamenti che saranno eseguiti certamente anche con il contributo di un medico legale. Da Belluno è tutto, a te. Grazie molte, grazie. Tiziana Bolognani con il nostro operatore Stefano Bozzi. E le risse, la violenza molto diffusa, i furti. Finalmente anche a Roma si sono accorti che la situazione è insostenibile, in particolare
in Veneto, dove non facciamo altro che dare episodi di cronaca nera legati non soltanto a furti ma anche alle risse provocate dalle baby gang, e quindi c'è una pioggia di richieste, di interventi, polemiche, l'esercito sì, l'esercito no, bisogna rinforzare. Sono mesi che ne parliamo, sono mesi e ancora lo Stato non ha battuto un colpo vero e proprio. Sentiamo cosa dicono i residenti, per esempio a Treviso, in via Fiumicelli, dove c'è stata una violenta rissa tra ragazzi egiziani. Questa zona è diventata un po' pericolosa, nel senso che, sì vabbè, adesso ancora di più, perché camminare, io specialmente sono una donna, mi fa un po' paura. Una volta passavo per andare a casa di mio fratello, adesso non passo più. Se devo fare il giro, faccio il giro davanti al Corso del Popolo, faccio il giro di là. Questa zona da anni che è frequentata da persone poco raccomandabili. L'ennesima lite tra 14 giovani in via Fiumicelli, tutti identificati e denunciati, lascia nei residenti la sensazione di insicurezza nel passaggio di una delle vie più centrali della città, in un quadrante che fra poco sarà letteralmente trasformato dai lavori che riqualificheranno il Palazzo della Borsa, i giardini di Sant'Andrea e anche la stessa via, dove si affacciano case storiche, dove tra un graffito e l'altro si può scorgere la bellezza degli affreschi che furono. La signora Marta viene da Rio de Janeiro, ma vive qui da moltissimi anni e alla sera ha paura. Alla sera, tardi sera sì, un po' di paura sì, di fatto io lo chiamo sempre qualcuno quando devo uscire, mi accompagnare a casa, anche della scuola, quando finisco ho richiesto anche aiuto a scuola proprio di qualcuno di portarmi a casa tardi, sì, dalla notte sì. Ma non tutto è da buttare, come spiega la stessa residente. Una volta era peggio, c'era dei momenti molto peggio, sì. Però mi ha raccontato che quando vede questi ragazzi lei cambia strada. Io cambio le strade, sì, alla volta le cambio di strada e non ce la faccio vedere, seguo per un'altra via. Una questione difficile da risolvere, stavolta non si tratta di baby gang ma di giovani adulti e anche la politica si interroga sul da farsi. Al di là delle forze dell'ordine, forse la presenza di persone, anche di operatori di strada che siano lì fissi come punto, un paio magari, soprattutto il sabato e la domenica che mi pare siano i giorni più difficili, sia veramente importante, perché anch'io lo frequento quel posto, lavoro là vicino ed effettivamente se vedo un assembramento di ragazzi mi viene da allontanarmi. A livello personale la sensazione rimane di insicurezza. Io se è sera, tarda sera, se esco dal lavoro e ho bisogno di fare la spesa non lo faccio più lì, perché mi è capitato anche a me di vedere delle persone, qualche assembramento di ragazzi ed effettivamente, anche se non dovrei aver paura, anzi dovrei dare anche un esempio come rappresentante cittadino, un po' di paura ce l'ho. C'è troppa violenza in giro per il mondo e c'è troppa violenza anche in città. Bisogna veramente fare un ragionamento serio di tutte le forze politiche a prescindere dal colore. Servizio di Elena dal Forno, e verranno celebrati giovedì alle 9:30 nella chiesa ortodossa Santa Lucia di Zelarino i funerali di Sergiu Tarna, il barman 25enne di origine moldava, assassinato il giorno dell'ultimo dell'anno a Malcontenta. Il giovane lascia la mamma Anastasia, il fratello Daniel, la sorella Daniela e la nonna Elena. Dopo la cerimonia riposerà nel cimitero di Chirignago. Intanto l'intera comunità moldava di Venezia si stringe alla famiglia e chiede giustizia, preparandosi anche ad organizzare un flash mob. Come sapete, è accusato di questo omicidio un vigile urbano di Venezia. Adesso dovremmo, non so se abbiamo già pronto Cristian Darboit, ma nel frattempo andiamo avanti con Alex Marangon, che era morto dopo un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Sono 5 gli indagati dalla Procura di Treviso. È stato deciso anche il test del cappello a tutti i partecipanti a quella cerimonia. La mamma del barman di Marcon, di Alex Marangon, dice 1 anno e mezzo per avere finalmente un risultato dell'inchiesta con i 5 indagati. Troppo tardi sì, secondo me sì, perché comunque si sapeva già dall'inizio
chi era coinvolto. La disperazione di una mamma per la perdita del figlio, l'amarezza per il troppo tempo passato dalla morte. Solo ora risultano 5 gli indagati dalla Procura di Treviso. Si tratta di Alexandra Diana da Sacco, moglie del conte e proprietaria dell'abbazia di Vidor, dove si è consumata la tragedia, di Andrea Zuin e della compagna Tatiana Marchetto, ovvero gli organizzatori del rito sciamanico, e dei 2 curanderos colombiano Johnny Benavides e Sebastian Castillo, tuttora irreperibili. Da quel terribile giorno sono passati 19 mesi. Alex Marangon, dopo aver partecipato ad un rito sciamanico, è morto cadendo dalla terrazza dell'abbazia di Vidor. Non è giusto che queste persone siano libere e che vadino avanti a fare queste cose in altri posti, e io non vorrei che ci fosse un altro Alex. E è giusto che vengano fermate queste cose. Morte come conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse rivolte ai 5 indagati che dovranno rispondere della morte di Alex, trovato senza vita nelle acque del Piave il 2 luglio 2024. Gli esami tossicologici sul giovane avevano rilevato varie sostanze. Come sapete, aveva portato alla luce l'esistenza nel suo corpo di queste sostanze, quella ayahuasca in particolare, che noi da sempre sostenevamo essere stata somministrata in quella maledetta serata. Fra l'altro la Procura ha anche comunicato che verrà effettuato in settimana il test del capello su tutti i partecipanti al rito del 28-30 giugno 2024 per provare a individuare eventuali sostanze stupefacenti consumate. L'avvocato Tigani spiega che anche loro stanno facendo ulteriori accertamenti che poi metteranno a disposizione dell'attività giudiziaria. Proprio partendo dal dato oggettivo che era emerso inizialmente a seguito del primo esame del cadavere ad opera del professor Furlanetto, cioè quelle lesioni che erano assolutamente compatibili con un'azione di terzi, diciamo così, e che poi abbiamo visto hanno avuto una frenata, chiamiamola così tra virgolette. 5 indagati è un passo importante, dice Tigani, per la ricerca della verità. Gli avvocati della famiglia avevano già sporto denuncia anche per omicidio volontario, questo però a carico di ignoti. Servizio di Daniela Sizia, intanto ancora furti e spaccate nella Marca trevigiana, colpita per la seconda volta una nota pizzeria. Andiamo in diretta da Christian Arboit. A te Christian. Buongiorno direttore, da parte mia e da parte di Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica. Siamo in piazza delle istituzioni a Treviso, nella sede della Confartigianato Marca Imprese Trevigiana. Perché? Perché anche le associazioni si stanno mobilitando sul fronte della sicurezza dopo settimane dure, durissime sul fronte dei furti, tanti, troppi quelli ai danni delle attività commerciali e artigiane. L'ultimo episodio di una lunga serie ai danni di Tonino Pizza, un locale molto noto di Viale dei Cacciatori a Treviso, con il titolare che stavolta ha detto che la misura è colma e che si dice pronto a scendere in piazza, anzi chiama alla mobilitazione le stesse associazioni di categoria. Fra poco sentirete le parole della presidente della Confartigianato trevigiana, Armando Sartori, che saluto e ringrazio, ma prima sentiamo l'appello accuratissimo di Tonino Matruda, che per l'appunto è titolare di questa attività di Viale dei Cacciatori. Sentite la sua esasperazione, sentite le sue parole, sentite il suo racconto. Allora, questa notte a luna di notte una persona incappucciata è arrivato al nostro negozio con un martello e ha ributtato giù per la seconda volta la vetrata del nostro negozio. Io sono stanco e non volevo neanche andare a fare la denuncia perché ormai lo Stato italiano non esiste, ma l'assicurazione mi ha detto di farla. Io voglio organizzare una manifestazione di piazza. È arrivato all'1:30, armato di martello, incurante delle telecamere che lo riprendevano e anche del richiamo da parte di un dipendente che abita di fronte, che ha sentito i colpi e lo ha redarguito animatamente prima di chiamare le forze dell'ordine. Il ladro, che ha spaccato la porta e causato ingenti danni ad Antonio Matruda, titolare di Tonino Pizza, è evidentemente in disprezzo totale delle conseguenze. Questo è proprio la prova
che loro non hanno paura perché sanno che nessuno gli fa nulla. Se no davanti a uno che gli urla dietro sarebbe scappato, perché invece niente, lui ha voluto continuare a buttare giù la vetrata perché è sicuro che anche se viene preso nessuno gli fa nulla. Questo è quello che deve cambiare. Poi è scappato. Se no facciamo girare le forze dell'ordine, che ringrazio tantissimo anche per questa notte, inutilmente. Le leggi italiane devono cambiare, i pregiudicati e chi commette un reato deve avere un braccialetto sul braccio col GPS, dobbiamo sapere ogni minuto dove si trova. E tutto per pochi spiccioli, solo monetine nel fondo cassa, ma ingenti i danni tra i vetri a terra, il cibo contaminato da buttare, POS e cassa manomessi e una porta da rimettere a nuovo. 10 mesi fa invece il furto gli costò 18.000 euro di danni. L'amarezza di Tonino è palpabile, non voleva nemmeno fare la denuncia che invece farà per avere un risarcimento dall'assicurazione, ma ora pianifica una mobilitazione generale. Voglio che le associazioni, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria, tutte le associazioni mi diano una mano per portare il popolo in piazza. Ormai siamo rimasti soli, nessuno ci aiuta, ci alziamo la mattina per pochi spiccioli perché lo Stato ci porta via tutto e poi arrivano queste persone a fare il resto. Io sono veramente stanco e chiedo ai trevigiani di venire in piazza se vogliono continuare a uscire la sera. L'ultima riflessione è sul periodo lungo delle spaccate in città. Ormai il centro di Treviso è devastato che stanno chiudendo tutti i negozi e nonostante la crisi anche loro subiscono ogni notte una spaccata. Ormai sono mesi, sono 10 mesi, hanno incominciato 10 mesi fa con la prima spaccata da me e in 10 mesi non è stato fatto nulla di nulla. Ora i palazzi del potere devono tremare. Sono parole inequivocabili quelle di Antonio Amatruda, lo avete sentito, chiama a raccolta la popolazione trevigiana, in particolare lancia un appello alle associazioni di categoria. Presidente Sartori, lei rappresenta gli artigiani. Tra l'altro Amatruda è socio della Confartigianato, ha sentito le sue parole di esasperazione, le condivide? Sì, le condivido. Innanzitutto un abbraccio affettuoso ad Antonio, dispiace tanto per quello che gli è successo. Lui sta facendo una denuncia molto precisa e capisco anche un po' la sua rabbia. Quello che traspare tra l'altro in questo fatto delittuoso è che c'è stata una sorta di sfida all'impunità, quindi rompere una vetrina poi per rubare niente, perché cosa volete che ci sia da rubare una pizzeria alle 2 di notte, all'1 di notte, quindi la cassa è chiaro che era vuota e quindi su questo bisogna riflettere, vuol dire che abbiamo un problema serio. Il problema, indipendentemente da quello che è successo da Antonino Pizza, il problema è noto perché ormai lo viviamo come categoria, come imprenditori, ma lo viviamo anche nelle nostre famiglie, perché ormai questo è un trend che è sempre più inarrestabile. Antonio dice dobbiamo scendere in piazza, sicuramente ci attiveremo ora con le altre sigle di rappresentanza, con tutti gli attori che devono far quadrato su questa problematica qua. Naturalmente noi dobbiamo partire dalle istituzioni, io credo che troveremo buona sponda sia in prefettura sia nelle varie sedi dei nostri municipi. Sono convinto che troveremo le considerazione che il problema c'è e quindi da lì lavorare per vedere cosa si può fare per arginare questo fenomeno che ormai io credo stia
stia diventando sempre più fuori controllo. Non è più solo una questione di percezione, esiste, lo stiamo raccontando nelle ultime settimane, i colpi ai danni di negozi di parrucchiera, di barbershop, anche questi aderenti del Confartigianato, furti di rame nelle aziende artigiane, insomma il quadro è... Ma è assolutamente non è percezione, è realtà, e queste sono questioni reali. Le botteghe, gli artigiani, i commercianti sono alla mercé di gente appunto che si crede impunita, e poi dobbiamo metterci, c'è il problema, oltre che della paura, c'è il problema economico, perché se per rubarmi 2 chili di rame mi fai un danno al portone di 5.000 euro, voi capite che la cosa dà particolarmente fastidio. Ma indipendentemente dal danno economico c'è proprio anche questa percezione di insicurezza. La gente non ha più il coraggio la sera di chiudere il negozio con una certa tranquillità, perché si deve guardare bene le spalle, insomma. Quindi lei si fa portavoce di questa esasperazione, duplice il fronte, pronto a scendere in piazza e pronto ad attivare, già lo avete fatto, le sedi istituzionali come la prefettura. Sì, ma allora diciamo che questo è, noi sentiamo la problematica perché io per primo ho bottega, quindi so quelle che sono le dinamiche che succedono, però noi lo dobbiamo fare, non è che possiamo lasciare il tonino della situazione da solo. Cosa possiamo fare lo vedremo, e cosa riusciremo a fare lo vedremo, ma un dato è certo: noi ci attiveremo fin da subito per improntare un dialogo e quindi una linea comune con le altre rappresentanze, penso ai commercianti e a tutti quelli che hanno degli industriali, tutti quelli che hanno gli interessi di rappresentanza, ma soprattutto, ripeto, chiederemo fin da subito una regia in prefettura, degli incontri, e vedremo con i sindaci, con la politica amministrativa soprattutto, da dove sia bene cominciare. Grazie Armando Sartori, presidente degli artigiani della Confartigianato per la Marca trevigiana. Messaggio forte e chiaro, direttore. Con Tommaso Migot da Treviso ti restituisco la linea. Grazie a Cristiano Arboit e a Tommaso Migot per la parte tecnica. Ovviamente dovessero esserci manifestazioni, qualsiasi genere di protesta, noi saremo al fianco dei commercianti, degli artigiani e dei cittadini che da mesi, se non da anni, sono così duramente colpiti. Anche una battaglia di Media Nord-Est, quella della sicurezza. E anche i commercianti sono decisi a adottare iniziative importanti. Sentiamo il presidente di Ascom Confcommercio, Capraro. Facciamo fatica a capire, ecco, come questa frequenza stia aumentando così velocemente. Furti e spaccate ai danni di attività commerciali di Treviso in centro storico, come nei quartieri. Nelle ultime settimane una lunga serie di colpi in negozi, bar, botteghe che non ha precedenti nella storia di Treviso, e cresce la preoccupazione del mondo del commercio. Furti che nella maggior parte dei casi fruttano magri bottini, ma causano danni significativi alle attività, tra porte scassinate, vetrine infrante, casse divelte, oltre che a danneggiare l'immagine della città ed alimentare l'insicurezza di chi vive e frequenta Treviso. Questa degenerazione porta anche ad una esasperazione, no, da parte di chi si trova appunto a dover poi gestire una situazione con questi disagi, con questi danni che, ripeto, sono molto superiori rispetto al risultato, e sono dei danni diretti a queste attività, ma ci sono dei danni diretti anche a tutte le altre e anche alla comunità. Segnali preoccupanti di un crescente disagio sociale, secondo il presidente del mandamento di Treviso di Ascom Confcommercio, che non vanno sottovalutati ed affrontati con maggiori presidi delle forze dell'ordine, più videosorveglianza, ma anche in termini preventivi, con iniziative positive per riappropriarsi degli spazi cittadini. Noi non siamo abituati e non vogliamo neanche abituarci a un cambiamento che non ci appartiene, quindi dobbiamo condividere, ripeto, con le amministrazioni, con le forze dell'ordine, delle azioni che devono essere probabilmente molto più di prevenzione e come dicevo, probabilmente molto più di interpretazione di disagi che
sociali che ci sono e sono più frequenti di quello che pensiamo. Servizio di Marta Marangona, adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso. State con noi, riprendiamo con Vicenza, dove sono stati richiamati carabinieri in congedo per la lotta ai ladri. Vediamo. Dopo. Si corre ai ripari contro i ladri, contro i rapinatori, contro i violenti. A Vicenza si è pensato di richiamare in attività i carabinieri in congedo. Oggi un'importante firma, un importante rinnovo in compagnia del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il rinnovo della convenzione con i carabinieri in congedo, un presidio, un controllo importante insomma da parte delle forze dell'ordine e dal sindaco del comune. Un controllo fondamentale, abbiamo deciso di estenderlo, nel senso che già c'era una convenzione in passato con i carabinieri in congedo, abbiamo deciso di aumentare in maniera importante le ore, il tipo di servizi, in particolare nell'orario serale e pomeridiano, l'orario di uscita dei negozi in centro storico nella zona del Quadrilatero, per garantire un servizio e anche una sicurezza, un'attenzione, una presenza ancora maggiore in queste zone della città. Un controllo, un presidio importante anche per le forze dell'ordine, viste anche le ultime aggressioni che proprio di pochi giorni fa, insomma fa sentire anche magari un po' più al sicuro. Aiutate queste forze dell'ordine. C'era stato un voto da parte del Consiglio Comunale di una mozione proposta come prima proposta da parte del consigliere Naclerio, e con questo atto diamo attuazione a questa mozione. La prefettura ci aveva invitato a farlo con realtà certificate, i carabinieri sono a tutti gli effetti figure pienamente certificate in questo senso e in questa direzione, quindi siamo in grado di dare una risposta e anche di garantire appunto un presidio costante al centro storico e ad alcuni quartieri. E sono aumentate, lo dicevamo prima, anche le fasce orarie, è aumentato sì la zona di controllo ma anche la fascia oraria, quindi diamo una risposta insomma concreta anche ai cittadini. L'obiettivo è proprio quello di dare una risposta concreta, di dare il senso che la sicurezza è una priorità vera per la città, per l'amministrazione, quindi con questi interventi aiutiamo e aumentiamo il presidio in centro. Grazie a Marta Zatta, Simone Squarcina, per la parte tecnica ovviamente al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia perché c'è stata una spaccata nella notte ai danni di un esercizio pubblico a Fagagna, il bottino si aggira sui 10.000 euro. Sentiamo Monica Nardini, a te. Buongiorno, ci troviamo a Fagagna in via Spilimbergo, dove nella nottata è andato a segno un furto ai danni della birreria Lemon. Vedete qui ignoti si sono introdotti spaccando la vetrata di questo ingresso principale. Ad agire, stando agli elementi finora trapelati, sarebbero stati in 4. Una volta entrati, utilizzando un martello demolitore, hanno asportato il registratore di cassa con l'incasso proprio della serata. Le stime sono di circa 10.000 euro di contenuto, ma insomma resta ancora da definire nel complesso il danno causato e se sono state portate via anche dal locale altre cose. Ci sono delle telecamere, è scattato subito dopo l'azione dei malviventi l'allarme, tutto si è consumato in pochi minuti. I ladri hanno agito appena terminato l'attività del locale, intorno alle 2:20. In pochi minuti dunque si sono introdotti, hanno portato via il registratore di cassa e si sono allontanati poi a bordo di un'auto in direzione Plasencis. Questi gli elementi finora trapelati. Ai carabinieri di Martignacco il compito di individuare altri elementi utili. Comunque nel locale sono presenti telecamere che hanno registrato degli elementi utili. Anche da qui è trapelato appunto l'intervento di 4 ladri in questa azione. Allora vedremo insomma le indagini a che cosa porteranno. Vediamo anche la strada in cui poi sono fuggiti. Il nostro Alessandro Fermonte ci permette di individuare la strada che poi va verso Plasencis. La vedete? Tutto, come detto, si è consumato in pochissimi istanti, pochi minuti, il tempo di scattare dell'antifurto, il tempo poi dei carabinieri di intervenire. Veramente da qui proprietari, lavoratori, ci è stato riferito, si erano appena allontanati perché il locale
era stato proprio appena chiuso, probabilmente, quindi non escluso che i ladri stessero osservando le ultime operazioni di chiusura per poi intervenire. Quindi queste al momento le informazioni: 10.000 almeno euro rubati e poi gli altri danni causati, e vedremo quelli che saranno gli sviluppi. Da Fagagna è tutto. Grazie Monica Martini da Fagagna, in provincia di Udine. Adesso torniamo nel Padovano, una tabaccaia che è stata rapinata mentre saliva in auto. È successo a Villanova di Campo San Piero. Aveva appena chiuso il suo negozio in via Roma, Villanova di Campo San Piero, venerdì sera, ed era salita in auto per tornare a casa. Non ha fatto quasi in tempo a posare la borsa sul sedile del veicolo che un uomo le si è avvicinato, ha aperto la portiera lato passeggero e l'ha rubata. Nel tentativo di trattenerla, la donna si è anche ferita a una mano, tanto che è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Del malvivente nessuna traccia. Presa la borsa, l'uomo è salito in un'auto dove l'attendeva un complice. A Villanova di Campo San Piero sono arrivati i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Tentato femminicidio a Cortina d'Ampezzo, ma anche molti altri casi di maltrattamenti. C'è stato un grave episodio di violenza domestica nel Bassanese. A Romano del Selino un uomo di 33 anni è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver picchiato e minacciato la compagna davanti ai figli. È intervenuta nella notte la polizia bassanese. È una faccenda privata questa, siete in casa mia, non avete il permesso di entrare a fare domande. Lo ha urlato in faccia agli agenti della Polizia di Stato il 33enne di Romano del Zelino, che questa notte è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna. Gli uomini del vicequestore Claudio Di Paola sono intervenuti intorno a 00:30, dopo che alla centrale operativa di Bassano era pervenuta una richiesta disperata di aiuto per una lite violenta in corso. Proveniva dall'abitazione dell'uomo, ormai fuori controllo, che brandendo un coltello da cucina e poi un taglierino stava minacciando la compagna più giovane dopo averla colpita ripetutamente al volto, tutto davanti ai figli minori. Un'angosciante aggressione avvenuta per futili motivi legati all'uso del telefono cellulare. A chiamare sarebbe stato il compagno della mamma della donna, terrorizzato da quanto stava accadendo in casa. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'uomo ancora in forte stato di agitazione. La compagna sotto shock presentava evidenti lividi al volto e alle braccia. È stata soccorsa dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano. Dalle prime testimonianze è emerso che le violenze andavano avanti da circa un anno, senza che la vittima avesse mai sporto denuncia. L'uomo è stato arrestato e portato prima al commissariato di Bassano e successivamente trasferito alla casa circondariale di Vicenza. Lunedì sarà interrogato dal giudice per la convalida dell'arresto e poi potrebbe essere processato per direttissima. Di certo è stata avviata una procedura da codice rosso. Servizio di Nancy Galdi, vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Sul lago si gioca a curling con le pentole a pressione, è vicino al Bosco del Cansiglio, il pegno per chi perde una bevuta di grappa. H-Farm, il fondatore, dice campus pronti piani di sviluppo, il dividendo è il primo segnale. E poi i passi dolomitici, ostaggio degli influencer del drifting, vengono qui dalla Svizzera e fanno corse appunto su questi percorsi spesso ghiacciati. E mercoledì i residenti di via Castello e Carbonere, siamo nel Trevigiano, depositeranno in regione una lettera per richiedere la verifica del progetto della pista ciclabile, la cui costruzione inizierà verso marzo e che collegherà Villa Tiepolo Passi a Silea. Non mollano i residenti di via Castello a Carbonera, determinati a far sentire anche in regione le loro osservazioni sulla ciclabile di prossima costruzione che passerà proprio davanti alle loro case. Nei mesi scorsi hanno contestato le modalità del comune che a loro dire non li avrebbe coinvolti nel progetto. Ora entrano nel merito dell'opera stessa, del costo di 2 milioni di euro e finanziata in parte dalla regione stessa. Due punti cruciali. Il primo, che il sottopasso verrà realizzato, è solo pedonale, dunque non anche ciclabile, dicono loro, né inclusivo, inficiando la mission dell'opera come la legge richiede. Il secondo invece tocca anche il nuovo codice della strada. Poi ci appelliamo anche al codice della strada che è stato approvato il 14 dicembre
del 2024, in cui il progettista, qualora ci sia la possibilità di fare una pista ciclabile vera e propria, è obbligato a fare la pista ciclabile vera e propria. Questa qua è una corsia ciclabile. Sarebbe una corsia ciclabile. Per noi c'è la possibilità di avere una pista ciclabile vera e propria con sottopasso ciclabile di là del sottopasso attualmente esistente, quindi ad ovest del sottopasso esistente. Il progetto che i cittadini hanno presentato all'amministrazione si differenzia da quello comunale perché sfrutterebbe l'area già ciclabile che oggi passa per via Castello per raccordarsi all'attuale sottopasso. Quello comunale invece entra nella piccola enclave di via Castello dove già sono arrivati espropri, recinzioni e taglio del verde. Diciamo che hanno distrutto un po' la nostra comunità perché queste famiglie erano sulla stradina chiusa, a fine anno in estate si faceva una bella cena tutti assieme, adesso siamo un po' così, un po' divisi, nel senso che non c'è più la comunità che c'era prima, e anche perché già la strada è stretta, fanno la pista qua per i residenti che devono uscire con la macchina, non è così bello, insomma, anche per i parcheggi tutto. Rispetto a tutte le altre alternative che c'erano attorno hanno scelto proprio la più intrusiva, diciamo, che hanno sconvolto la proprietà della gente più che altro. Potevano fare l'altro lato del sottopasso esistente e non prendere tutta sta terra, tagliare tutti sti alberi e tutto il verde, praticamente sostituiranno con un blocco di cemento tutto il verde che c'era prima qua. Un progetto che però l'amministrazione non ha considerato eseguibile e mentre alcuni cittadini stanno ancora aspettando i giusti indennizzi o gli accessi agli atti richiesti, il comune va avanti. Servizio di Elena Dal Forno che ha sentito anche la sindaca di Carbonera Federica Ortolan. Il progetto prevede un sottopasso ciclopedonale, si dice cicli a mano perché le rampe comunque non hanno una dimensione tale per poter diciamo, consentire il doppio passaggio dei veicoli, però in realtà saranno possibili, praticabili anche in sella alla bicicletta. Saranno rampe con una pendenza tale che saranno anche a norma per i disabili, quindi mamme con i passeggini o persone in carrozzina potranno tranquillamente praticare il sottopasso che potrà avere anche delle migliorie in corso di realizzazione perché appunto con Ferrovie dello Stato stiamo verificando anche la disponibilità di ulteriori spazi per realizzarlo in modo più comodo e magari anche un po' più diciamo consentendo meglio il transito dei veicoli e lo stazionamento nelle piazzole di interscambio delle rampe e anche la creazione di ulteriori posti auto. Di nuovo un po' di pubblicità, state con noi, grazie. È arrivata addirittura in Parlamento europeo la lotta contro il rischio di inquinamento delle acque del Comitato cittadino di Montecchio, Precalcino e Villaverla, cioè il Comitato ha segnalato quanto accade appunto al Parlamento europeo. L'obiettivo è quello di bloccare il progetto di ampliamento della ex Silva. Daniele Garbin. Oggi vuole implementare la sua attività gestendo anche rifiuti in ambito medico altamente pericolosi e in questo caso sarebbe classificata come industria insalubre di prima classe in una zona di ricarica di falda, quindi quella che dà poi l'acqua agli acquedotti tra il Vicentino e tutto l'intero contesto padovano. Questo tipo di progetto non può essere sottovalutato e vi sono evidenti rischi di violazione di norme che sono proprio quelle fatte per tutelare la nostra salute. Per scongiurare questo pericolo, l'ampliamento della ex Silva di Montecchio Precalcino diventa di interesse europeo dopo che il Comitato Tuteliamo la Salute ha ottenuto l'ammissibilità della petizione raccolta presentata al Parlamento di Bruxelles. La Commissione Petizioni, il suo presidente che insieme con me dirige questa commissione, ha scritto al Comitato, ha detto la vostra petizione ha diritto di essere discussa, tecnicamente ci sono dei principi rilevanti e di conseguenza affronteremo questo aspetto adesso da un punto di vista politico. Sarà un percorso sicuramente non semplice perché
che mi immagino che ci saranno delle opposizioni di natura politica, però voglio ricordarci che il tema della tutela della salute, della tutela di una delle risorse più preziose e irrinunciabili, cioè l'acqua, dopo il caso anche dei PFAS e della compromissione della seconda falda più grande d'Europa, non possiamo assolutamente pensare sia un tema partitico, ma è un tema di natura collettiva. L'attuale attività dell'azienda che smaltisce gli scarti delle sabbie di fonderia rappresenta un pericolo potenziale per la ricarica delle acque. Anche per questo la Commissione Petizioni Europea ha stabilito che il caso vicentino sia discusso entro 90 giorni con un obiettivo primario stabilito. È quello che venga rilevata una non coincidenza del progetto rispetto alla direttiva quadro acque e che il principio di precauzione venga fatto rispettare, perché anche se l'azienda garantirà la massima sicurezza dei suoi impianti, l'incidente è sempre dietro l'angolo, è sempre rischioso e in questo contesto non ha possibilità di essere limitato. Il timore del mondo agricolo dopo il via libera del Mercosur, l'accordo per il libero scambio di prodotti con alcuni paesi dell'America Latina, secondo Coldiretti, oltre alla concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese, potrebbe esserci a rischio la sicurezza alimentare. Marta Marangoni. Rischiamo in questo momento di importare appunto carni rosse ma anche carni bianche che arrivano da allevamenti che non rispecchiano gli standard che invece in Italia siamo obbligati, come è giusto che sia, a rispettare. E la stessa cosa vale anche per altri settori, come quello del riso, ma anche come quello dei cereali. Vengono utilizzate delle molecole, degli agrofarmaci, che in Italia non vengono più impiegate. È alta la preoccupazione del mondo agricolo, anche veneto, dopo l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, i paesi del blocco sudamericano che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Timori di concorrenza sleale alle nostre imprese, come per la sicurezza alimentare di alcuni prodotti. Dalla carne ai cereali allo zucchero, Coldiretti chiede regole chiare per tutti. Noi non siamo contrari al libero mercato e al fatto che si possano importare delle merci da altri paesi, perché siamo consapevoli che noi ne produciamo una parte ma che non è sufficiente a garantire la completa produzione. Quello che chiediamo però è che le regole valgano per tutti, quelle che noi dobbiamo rispettare in Italia devono valere anche per gli altri paesi, anche perché solo il 3% dei prodotti agroalimentari che arriva in Europa viene controllato. E questo è un grave problema perché molti di questi prodotti appunto non rispettano i minimi standard anche dal punto di vista di sicurezza alimentare. Il prossimo 20 gennaio una tappa dei tedofori per le Olimpiadi che passerà per Vicenza e a portare la fiaccola sarà un tedoforo ed è come se la portasse il nostro grandissimo e indimenticabile Sammy Basso. Olimpiadi invernali Milano-Cortina, ci sarà anche Sammy Basso, il giovane scienziato scomparso nel 2024 nel cuore di Riccardo Zanolli, vicepresidente dell'associazione AIPROSAB, che porterà il prossimo 20 gennaio a Vicenza la torcia olimpica in una delle tappe del suo percorso attraverso lo Stivale. Per Zanolli, legatissimo al biologo che ha dedicato la vita alla ricerca e cura della progeria, patologia da cui era affetto, un'emozione indescrivibile. In onore di Sammy, soprattutto, che magari tanti non lo sanno, in periodo di candidatura delle Olimpiadi Milano-Cortina è stato ambassador, quindi si è speso anche lui a suo modo per questa candidatura, per avere i giochi qui in Italia. Per me personalmente è un significato importantissimo, so che dovrò fare del mio meglio perché avrò l'opportunità di correre un'altra volta a fianco a Sammy e di continuare a far ardere il suo fuoco. Perché Sammy, lo ricordiamo, è qui più che mai, sempre, tutti i giorni. Sì, lo sentiamo tantissimo, ci ha lasciato non solo tante cose da fare, ma tante cose belle da fare, questa tra le altre. Stiamo facendo veramente tantissime attività per portare avanti la sua attività di ricerca, ha fatto tantissimo, anche la ricerca per lui ha fatto tanto, ma lui in primis diceva che quello che stava facendo, che stava studiando, era per gli altri, quindi penso anche per questo siamo stati segnalati tra i tedofori della pace per portare avanti questo messaggio di speranza, di inclusione e di positività. Ci tengo inoltre a ringraziare
Probabilmente la figura dell'ex presidente Zaia, perché penso venga dal suo ricordo che ha nel cuore di Sammy. Questa candidatura della nostra associazione a questo onore di portare la fiaccola arriva da lì, dalla Regione Veneto, quindi ci tengo tanto a ringraziarli. Chiudiamo con una notizia del giornale di Vicenza, la manifestazione degli operai delle acciaierie Valbruna in corteo a Bolzano, in centinaia sono arrivati dal capoluogo berico. Gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:15, Paolo Benvenu, Marco Donadella, Lucrezia Favaro, Alvise Gottardello, Antonino Pipitone, Michele Toaldo, Simone Venturini e Marco Zecchinelle. Tutto per oggi, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso e buona giornata.